La tensostruttura di Porto Empedocle sta per chiudere. Gli immigrati verranno accolti con molta probabilità dallo storico Hotel dei Pini Empedoclino. A comunicare la dismissione della tensostruttura reputata non idonea era stato giorni addietro il governo nazionale, perché non presenta i minimi standard civili per ospitare gli extracomunitari. Adesso, a margine dei ritardi che si stanno registrando nelle operazioni di chiusura, arriva la sollecitazione del sindaco di Porto Empedocle e deputato regionale Lillo Firetto, secondo cui occorre disabilitarla e rimuoverla in tempi brevi. Queste le motivazioni. La tensostruttura va rimossa perché contigua all'area di sosta e di trasbordo del pescato, i cui lavori si stanno avviando proprio in questi giorni, e anche perché è adiacente al checkpoint della crocieristica. Adesso i migranti potrebbero trovare un'altra sistemazione sempre a Porto Empedocle ed il loro soggiorno potrebbe essere a 5 Stelle. L'Hotel dei Pini, gestito dagli imprenditori Giglio, ha infatti partecipato all'appello lanciato circa un mese fa dalla prefettura, una sorta di bando con il quale si invitavano i comuni ed i privati a mettere a disposizione immobili per accogliere gli immigrati, a fronte di un risarcimento, una sorta di affitto pagato dallo Stato. Così, se la proposta lanciata venisse accolta, l'Hotel dei Pini sarebbe pronto a chiudere le porte al turismo per diventare centro di accoglienza e assistenza per circa 350 migranti, sistemati in confortevoli camere d'hotel. E se il motto recita dalle stelle alle stalle, questa volta potrebbe essere l'inverso, con un soggiorno a 5 stelle.